Alright, welcome everyone. Just a quick intro in English e poi passiamo all'italiano. Allora, welcome everyone. Today's show is going to be in Italian, so feel free to turn on your automatically generated subtitles on YouTube if you're watching this episode on demand. Today's show is going to be in Italian. Lo show di oggi sarà in italiano. Abbiamo due ospiti carissimi che sono venuti a trovarci per questo episodio di Off the Record. Abbiamo il buon Gianni e il buon Marco. Benvenuti ragazzi. Grazie. Siete tutti microfonati. Grazie. Il buon Gianni chiaramente è più fluido perché ci, diciamo così, condividerà qualche gemma della vostra palette sonora del vostro format, del vostro collective, e invece a te abbiamo dato un microfono da host, no? Perché nel vostro progetto creativo, insomma, abbiamo l'anima musicale e l'anima invece strategica operativa, che è rappresentata invece dal buon Marco. Ok? Allora, innanzitutto, se questa è la prima volta che vi collegate e partecipate a uno dei nostri show dal vivo, avete una chat live
live, potete connettervi via YouTube, fateci sapere da dove siete connessi, fateci sapere cosa pensate dello show. Se avete domande per i nostri guest siete i benvenuti, prendetelo come un salotto digitale. Questa sera siamo proprio qui per spassarcela insieme e scoprire più da vicino i bellissimi progetti che insomma non solo questo duo, perché siete solo due questa sera sì, ma questo team sta portando in vita, no? Sì. In realtà siamo partiti in 2 ma siamo in 6 al momento, quindi... Addirittura siete in 6, siete arrivati, no? Siete partiti in quanti? 2. Allora l'idea nasce con me e Gianni che è qui presente e poi comunque il gruppo si è allargato, adesso siamo arrivati in 6 e potremo continuare a crescere. Insomma, sì, sicuramente. No, fantastico, ma ascoltate, allora, giusto per dare un attimo di contesto, no? Perché Off the Record è un episodio che proprio va, no, a raccontare quello che è dietro le quinte dei vari progetti musicali. Ed è bello perché il vostro progetto è nato proprio qui nel nord-est Italia, nella bellissima regione del Veneto. Posso dire Arcade come centro, certo, headquarters, certo. You know? Portiamo Alto Arcade. Che è una delle città che mi piace di più, perché come l'altra volta che eravate venuti a visitarci, dico, la prima volta che ho guidato per Arcade ho letto Arcade, what is this place, you know? It's so cool. E quindi è partita da voi due questa idea. Com'è nata? Ma allora c'è da dire che comunque io e Gianni dall'inizio, da quando ho iniziato a suonare, c'era sempre questa idea di arrivare, di andare a creare qualcosa e allora lì a un certo punto quale poteva essere il nome più giusto che creare un'atmosfera e da lì nasce questa idea, parte da me e lui in qualche piccolo locale e poi comunque è stata una continua espansione che sta continuando, stiamo crescendo. Diciamo che il gruppo vero e proprio è nato ad ottobre, ok? Avete formalizzato questo ad ottobre? Abbiamo formalizzato, ok, come ti dicevo appunto siamo in 6 e speriamo di crescere, stiamo crescendo, sta andando bene, la gente ci apprezza. Okay. Mi dicevate che avete da agosto a questa parte avete fatto un qualcosa come un 40-20, se non mi sbaglio, no? Un qualcosa del genere. Quindi cioè, siete super prolifici, super attivi, no? Sì, dai. Ok, fantastico. Certo. Ma l'idea del chiamarlo Atmosfera a chi è nata? A lui. A lui. Al buon Marco. È stato l'ideatore. L'idea nasce da me, però c'è anche da dire che comunque il fatto comunque Atmosfera appunto ha l'idea di creare qualcosa che ci stia attorno, però secondo me non può esserci questa cosa senza avere un gruppo, comunque avere delle persone che si stimano uno con l'altra e che comunque vedano un obiettivo comune, insomma. Fantastic, man. I'm so happy to have you here today. È bello perché siete tornati a visitarci. È stata anche una bella parentesi, un arco temporale che ha proprio... È passato più di un anno. Era il 2024 sì, che più di un siamo anno venuti qui. Ed è stato bello vedervi crescere perché quelle che erano le idee che avevate lasciato marinare, no, al tempo stavano bollendo in pentola, adesso avete cominciato insomma a uscire, a portarle in vita, è proprio piacevole vedervi crescere, no? E vedervi cominciare a spaziare per l'universo musicale, no? nel territorio. Ok, allora facciamo così, magari per chi è la prima volta che vi sente possiamo aprire, no, questo episodio con un disco della vostra selection, in questo caso ha portato il buon Gianni, sì. G-Love. Sì, adesso metto un disco che dia un po' di power, a little bit of energy. Un po' di power, yeah. un po' di power. Ok, so, questo che disco è? Sono gli Snap. Oh, non ho mai sentito. No, scherzo. Diamo un po' di power. Just kidding. Bello. Sì. Ok, so you press play and I'm gonna like slide up, our mixer. Noi siamo in streaming live dall'XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy. Rimanete sintonizzati, Atmosfera, format Atmosfera Collective guest tonight. Enjoy! The power to be supreme, the power to be almighty, the power to be... Snap!
Like the crack of the whip, I snap attack, front to back, in this thing called rap. Digging like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 714, wise, divine, maniac, brainiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them, your voice will see. So peace, stay off my back or I will attack. And you don't want that. Like a demon, I'm steaming. Like a crook, I'm scheming. Top the opposition, call it whipped creaming. Gritting skin with a lyric. Rhyme breaking the bone. Steal your soul with the tone of a microphone. In this game of life, I will thrive. Survive me, take a dive. Your brain is on no time. Farrakhan strong. Even in my last hour. Snapchat. Cause I got the power. Cause I got the power. Cause I got the power.
adesso ho capito perché c'era questo input, no, tuo Marco, di let's add some power to the game, perché inizialmente fino a quando non mi hai detto il titolo del disco io non avevo capito in realtà a cosa ti riferissi. Snap. Good. Io mi ricordo che al tempo non avevo neanche trovato il vinile di questo disco, hai 1000 canali dove poterli acquistare, no? Certo. E avevo preso il CD, preso il Ok. CD originale Snap, non ha trovato però l'album, questo è l'album, giusto? No, è il singolo in più That's the versioni. single. I would like to get the single. album of that. Like è così bello quell'album lì, è stato pionieristico, eh? Sì, Ha fatto- partire tante cose quell'album lì. Sì. Decisamente. Partiamo invece a parlare, parliamo invece di come sono partite le vostre idee, no, progettuali. Allora, innanzitutto questo titolo, questo tema atmosfera ha una radice che si lega a un episodio, è venuta da... Come vi è uscita l'idea di... So che c'è un link della parte visiva al tuo canale YouTube, Marco, no? Però come è nato il termine atmosfera? Allora, c'è appunto da dire che appunto sul mio canale YouTube, di cui abbiamo parlato l'altra volta, appunto già c'era quest'occhio, ok, con la puntina del giradischi, però da lì comunque il nome comunque è nato perché doveva essere qualcosa che si faceva ricordare, ecco, Yeah. ok, diciamo così. Anche Quindi- facile da ricordare. Anche facile da ricordare, appunto. Poi comunque ci sono stati 2 punti nel mezzo, ma quello è stato un po' forse lo spunto preso da qualche artista Certo. e quant'altro, insomma, e da lì sono nati 2 punti. Poi appunto vedendo il canale, parlando con uno con Alessio, appunto, che doveva essere qui con noi, che fa parte del Ciao, nostro Alessio. gruppo. Ok, ciao Alessio, ti salutiamo Ciao, anche Ale. se stai lavorando. E mi fa, ma cavolo, tu hai l'occhio dall'altra parte, potrebbe essere bella questa cosa, potrebbe essere figa, e lui mi ha fatto vedere un po' di cose che lui aveva già preparato, perché se le era già preparate, e abbiamo scelto, è nato quest'occhio, che poi sta diventando, forse un po' ci ricordano, ma ci dicono, ma voi siete quelli dell'occhio, ok? Sì, è Quindi, È identificativo, da un- identificativo quindi, bene l'occhio sì, no, è un bel simbolo, è un bel simbolo. E invece c'è stato un momento nel quale, tra la sinergia iniziale che avevate avuto, dite sì, forse questo può prendere corpo, può diventare qualcosa. Sicuramente da qualche parte c'è stato un momento di click nel quale avete detto, bah, tu sicuramente sei appassionato della musica di Gianni, beh, chi non lo è una selezione incredibile. Gianni ha detto, beh, però Marco è intraprendente e qualcosa forse possiamo portare in vita. C'è stato qualcosa che vi ha fatto fare quello step, quel click? Quando è successo? È successo quando abbiamo cominciato a suonare in qualche localino, in qualche baretto anche, Sì, perché comunque andiamo a certo. suonare in qualche localino piccolino. Lì abbiamo cominciato a vedere che qualcosa Bolliva in pentola, poteva bolliva. andare avanti, e fatalità dopo abbiamo conosciuto Alessio. Sì. E Alessio, anche lui ha uno studio e tutto, e ci ha chiesto appunto lui di cominciare a creare un gruppo, fare gruppo, divertirci a suonare, e da lì abbiamo cominciato un po' ad espanderci ancora di più, grazie sempre a Marco e ad Alessio, che senza di loro io non saprei dove andare a suonare. Io quasi, senza io metto solo i dischi, ma quel solo lo mettiamo tra virgolette. perché sì, però anche tu ok, però è vero, è grazie a è vero, c'è loro, sempre alla una fine. chemistry, no? ma io Ale, scusa, lo conoscevo da tempo, già da prima, frequentavo già il suo studio, che è uno studio di produzione, di registrazione. Ho sempre detto, Gianni, bisogna che te lo presento, però lì a un certo punto comunque stringeva un po' la cosa, che eravamo solo io e lui e non potevamo essere da tutte le parti. Quindi abbiamo detto, dobbiamo comunque affiancarci a chi comunque può seguire anche il nostro pensiero, e comunque sai che il nostro pensiero principalmente è la house music, è chiaro Yeah. che poi tocchiamo, comunque c'è con noi la Jenny Amare, che comunque lei è molto più sull'italo disco, ok, che secondo noi comunque è bellissimo anche quello. Abbiamo Nick, che è sicuramente più sulla tech house, Danny che è Nick l'ho sulla tech conosciuto house. al vivo, invece Gianni solo Giusto. digitalmente, ma li Esatto. saluto entrambi. Saluto anche tutti quanti. Quindi comunque ci dividiamo le varie cose, ok? Quindi ognuno può avere il proprio spazio. Chiaramente adesso siamo un po' nella fase baretti, aperitivi, ci hanno chiamato
degli eventi comunque magari comunali e quant'altro che sono comunque belli, sono importanti, per noi sono importanti perché comunque la mia idea principale è quella di stare in mezzo alle persone e di vedere comunque il sorriso delle persone. Poi sicuramente aver fatto per esempio con Mauri, comunque Mauri Fly, che saluto, Ciao Mauri. Ciao Mauri. quando ci ha invitato al Classic, che sicuramente quello per noi è stato... Tieni bene il microfono così la gente ti sente bene. Quello sicuramente è stata una cosa bella, sicuramente dove ti potevi esprimere, poi parlo per Gianni, alla grande. che la sua parte ti potevi esprimere alla grande, perché comunque lì dovevi fare quel genere di musica e la gente è venuta lì per quello. Okay. Poi chiaramente nel resto è tutto un crescere, però comunque ci vogliono anche le situazioni un po' più complesse per arrivare poi a qualcosa di più facile. Insomma. Certo, è una challenge ogni volta, poi vi cimentate, no, in diversi tipi di contesti, Certo. cominciate a prendere le misure, vedete cosa funziona, cosa bisogna riarrangiare. Io le misure non le sto ancora prendendo comunque. Vai tranquillo Andrea. Ma diciamo che in ogni caso, ogni volta anche tu come DJ, tu come promoter, ma tu come DJ, no, cominci, no, ad affinare un po' il tiro, Sì, no? sì. Ti cominci ad ambientare, a vedere come... tu stesso mi dicevi che la bellezza, no, l'emozione, anche la magia di aprire una pista. È no? bellissimo. Di Era popolare- la prima volta che aprivo una pista vuota Vedi? quando abbiamo fatto l'evento Classic, quindi è stato quello, bellissimo. hai capito, sono tutte esperienze che aggiungono un tassello, aggiungono Certo. un mattone sul quale poi costruisci il set che io mi vedrò da qui a un anno, i tuoi prossimi DJ set sicuramente avranno un colore diverso, una pasta diversa, è tutto. Sì, quello ti do atto, è vero, è vero. Io ho avuto l'opportunità di vedere il buon Gianni in diversi contesti e diversi DJ set, ogni volta è stato migliore della precedente, you know? So there is Sì, an evolution. Abbiamo creato sempre situazioni diverse. Beh, io posso dire che l'ho visto la prima volta. Lui sì. La prima festa, quindi perché Mamma. ero sempre nel mio piccolo soggiorno di casa, quindi da lì ho visto comunque una continua evoluzione, una continua espansione musicale, insomma. Perfetto. Poi comunque dopo ti racconterò l'evento in cui Gianni è stato quello più forse impanicante per lui, anche impanicante per noi, che è stato un Grazie. po'... No, però è stato bello, cioè nel senso lui è arrivato che stava, ecco, si può dire sudando, io stavo già sudando dal pomeriggio, quindi comunque è stato bello per tutti e due, però è andato molto bene, poi ti stavo dicendo anche su questo. Benissimo, allora cosa dite? Ci ascoltiamo un altro dischetto dalla vostra Magic Sì. Selection che avete portato, cosa sfori adesso, Gianni? Qui ho un disco che diciamo che Sì? me li ha fatti conoscere la mia moglie Ok, all'inizio della nostra storia. Ciao ok. Silvia. Ciao Silvia. Ciao Silvia. Aveva questo CD con questa copertina. Che la condividiamo subito così la facciamo vedere anche a chi ci segue. Alright. Allora, lui è Tawatei, è un produttore giapponese. Ok, condividiamo Giapponese. subito la copertina. E adesso vi faccio sentire una delle mie canzoni, diciamo, preferite. Ok. È sempre bello quando vai ad attingere, no, al tuo archivio, perché ci sono delle gemme che nascono o le hai scoperte, no, così in modo completamente casuale, o te le hanno regalate, o Questa è una chicca di Silvia, devo dire bellissima. anche mia moglie mi sorprende da questo punto di vista, Sì. quindi è un denominatore comune, diciamo così. Sì. Ok, vuoi dirci qualcosa riguardo a questo disco che stiamo per Allora, ascoltare? lui è un produttore giapponese, ha prodotto anche ha lavorato con Delight, Grooves in the Art, ha lavorato assieme su quel disco. E questo qui è Tawatei e la canzone è, aspetta che adesso non me lo ricordo più, è Love Connection. Perfect. Ah no, è Teknova. Teknova. So, you press play and we're gonna enjoy it together. Ok, siamo live dall'X-YZ Creative Center in Beautiful Conegliano, Italy. Questa sera ospiti i magici componenti dell'Atmosfera Collective. Enjoy everyone!
lane. I've been told, funky lane. I've been told, all the glitters. Thank you, mama. 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 Lá em Copacabana que tem tudo de bom, tudo que é de bem.
Do you remember quando ti ricordi quando stavo dicendo sì, dall'arrangiamento puoi effettivamente capire quando Quanto stai ma- approcciando la fine del disco? Non sembra, è finito Questa il è disco. la fine Siamo parsi in Finito il disco. chiacchiere, dai, siamo parsi in E chiacchiere. finisco il disco. Ma è bello così perché in realtà, diciamo, quando tu ascolti musica in vinile, no? Cioè non hai lo stream button, lo Sì, shuffle, non queste cose vedi, qua. non vedi. E sei legato a una procedura proprio fisica, no? Il prendere il disco, toglierlo La dalla presenza, copertina, metterlo. sì. E ti porta a concentrarti in quel momento e viverlo magari in modo un po' più immersivo. Specialmente quando poi ci sono dischi come questi qui, no? Te li metti a casa, te li ascolti, stimolano la convivialità, Certo. stimolano il dialogo e quindi diventa la colonna sonora per il momento che stai vivendo ed è normale, no? Anche perdersi, non è che bisogna sempre, no, rimanere ancorati col sì. cronometro in mano, è bello anche godersi Vero. la musica. Certo. That's lovely. D'accordo. Ok, so here we are, Atmosfera Collective. Allora, abbiamo la chat che sta esplodendo, vediamo un po' chi c'è e salutiamo un po' di ospiti. Allora, intanto abbiamo la Silvia, la grande Silvia che salutiamo. Ciao, Silvia. Because she Ciao, really loves Silvia. Christmas e noi amiamo tutti quanti il Natale e la salutiamo caldamente. Ciao, Silvia. Poi abbiamo Silvia dice che bello vedervi in TV, bravi e belli che siete. Poi c'è Grazie. Elisa Dal Col che non so da dove è connessa tu. Dall'Olanda. Dall'Olanda. Elisa, ciao, ben connessa, goditi lo show. Ciao Eli. Ciao Eli. Sentiti libera di interagire dal vivo. Poi abbiamo Isabella Risigo, I hope I pronounced that well, dice ciao a tutti. Quindi Ciao, ecco, Isa. Ciao Isa. Oh, Ecco, è la sì. cugina di Silvia. È la cugina di Silvia. There you go, you see, such a small world, il mondo è piccolo. Quindi sì, benvenuti a tutti, sentitevi liberi e libere di interagire dal vivo durante lo show. Oggi è uno show off the record, come lo chiamiamo, dedicato insomma a scoprire un attimo tutti quelli che sono i meandri musicali e creativi, no, degli ospiti che vengono a trovarci, a differenza di altri show nel quale magari sono prevalentemente focalizzati più sulla musica. La musica qui diventa una colonna sonora per la vostra storia. Per la chiacchiera. Esattamente, e questo diciamo così è un po' la cosa che ci guida oggi, no? Quella linea narrativa che ci guida. C'è una cosa che volevo chiedervi, perché quando nasce un nuovo gruppo, nasce un nuovo progetto, no? Ogni progetto ha un DNA e c'è uno spazio che riempie o un territorio che esplora, no? Insomma, oggi di collective ce ne sono, di progetti musicali altrettanto, ma se doveste guardare la scena odierna, no? A vostro avviso cosa manca secondo voi? E dove Atmosfera va invece a riempire il gap? Ok. Ma allora, nella scena odierna secondo me manca un po' un po' anche le location, secondo me. Le location mancano dove poter esprimere, che tutti possano esprimere anche proprio i vari generi musicali, ok? Siamo un po' indirizzati su certi generi musicali, quindi non c'è più, secondo me, tanto spazio per tutti, secondo me. E quindi noi, avendo creato questo gruppo che è misto, un DJ fa un genere, uno ne fa un altro, quindi cerchiamo di dare visibilità ai vari generi. E quindi cerchiamo proprio di far conoscere alla gente Jenna che suona l'italo disco, io che suono la disco, con delle variazioni, però secondo me la mancanza di posti dove esprimerci, secondo me è un po'... Certo. Comunque non è facile, perché cioè, se noi guardiamo, come diceva Gianni, la cosa che comunque, cioè, tu vai a suonare in un baretto, sicuramente è bello, cioè fai la commercialata, ecco, chiamiamola così, te la giochi semplice, un po' magari anche la Fraus che adesso va molto, ok, che ci possono essere delle bellissime produzioni, ma poi sta diventando tutto un po' troppo commerciale. Yeah. Quello lì puoi farlo da tutte le parti, cioè noi vogliamo portare il nostro pensiero, non vogliamo aggiungere
a un compromesso, cioè piuttosto stiamo a casa, stiamo in studio, facciamo qualsiasi altra cosa, stiamo nel soggiorno dove sono partite le cose, ma non giungiamo a un compromesso. Poi sicuramente comunque mancano dei posti dove poter portare comunque il pensiero, perché fondamentalmente c'è l'atmosfera comunque un pensiero musicale e un pensiero comunque di persone che stanno tutte assieme. Certo, indubbiamente. Allora, punto uno, cioè è bello ed era anche un po' stimolante in quella direzione, no? La domanda che avevo fatto, perché in realtà quando c'è offerta di qualsiasi cosa, perché la musica insomma la riesci in un modo o nell'altro a trovare oggi, ecco, non è più difficilmente accessibile come un tempo. Ma il portarla in vita con un focus è una cosa diversa, e a me quello che principalmente piace di Atmosfera è che comunque è come no, una pianta, come fosse un albero, c'è un tronco solido che è intorno a tutto quello che è il DNA soulful, disco, house, ma con delle sfaccettature, con dei rami, no, espressi da ogni artista che contribuisce a portare in vita questa visione. Certo, certo. E il tasto invece, quello dei locali, sì, cioè lì viviamo un'era nuova, completamente diversa da quella che abbiamo vissuto 10, 20, 30 anni fa, che diciamo è contraddistinta da una scarsità generale di venues, da gestioni che insomma sono Traballano. un po' traballanti, e alcuni progetti invece che si adoperano e cercano veramente di portare in vita, magari in modo itinerante, no? Qualche situazione, però c'è una mancanza di infrastrutture. Di infrastrutture, ecco. se proprio dove andare a suonare, a far conoscere. Certo. Una volta si poteva andare a ballare in un locale, ascoltavi la techno, Yeah. andavi in un locale, ascoltavi la house, c'erano varie situazioni dove Sì. chiunque poteva scegliere, c'era la possibilità di scegliere. Sì. Adesso la scelta è un po'... fai fatica a avere la possibilità di scegliere dove andare, almeno ad ascoltare o da ballare, perché io non sono nato DJ, ma sono nato discotecario, quindi Yeah. a me piaceva andare a ballare, quindi una volta si poteva scegliere, adesso si sceglie molto, molto poco, molto poco. Beh, comunque la cosa più difficile, Gianni te la può confermare, insomma, è che ok, se noi andiamo in una discoteca, ok, per fortuna siamo riusciti ad andarci, insomma, ok, lì puoi esprimerti, c'è stata grande emozione, però nel momento in cui tu vai in un bar, ok, non è la stessa cosa, perché comunque sì, tu vai a fare il tuo aperitivo con la tua idea, abbiamo avuto delle esperienze, però poi a un certo punto, quando ecco, gli animi salgono a una certa ora, sicuramente arriverà lì quello che ti chiederà adesso non voglio citare nessun artista per non fare polemiche, però ti chiederà comunque, ecco, chiamiamola la commercialata come stavamo dicendo prima, ed è quello che noi non vogliamo fare, però bisogna mettere bene in chiaro chi siamo e cosa vogliamo fare. Però secondo me la cosa più importante è costruire un seguito anche alla cosa. Questo non vuol dire che comunque noi dobbiamo fare da PR, ok, come qualcuno magari ha questa idea comunque nel mondo della notte, però questo vuol dire che comunque noi dobbiamo essere un gruppo con delle persone che comunque che ci amano, che ci stimano e che ci vengono ad ascoltare, e quindi comunque noi abbiamo già la nostra parte forte sulla quale possiamo fare riferimento, insomma, e questo si vede, questo sta succedendo, e questa secondo me è la cosa più bella. Poi non è facile, perché Certo. non tutti comunque comprendono il pensiero, però insomma un po' alla volta. E non è neanche facile quando comunque ti trovi a portare in vita un progetto che quando parli di seguito, tu puoi avere la serata nella quale dici good, you know what, vado ad ascoltare il buon Gianni, a vedere questo progetto che avete portato in vita, ma è diciamo difficile riuscire a muovere gente costantemente, Certo. no, perché ce n'è meno, ci sono più difficoltà, trasporti, insomma non è un qualcosa di sempre congeniale, ecco. Qui si apre proprio la parentesi, no, delle relazioni di chi crea, no, i promoters, i DJ e magari i proprietari o i gestori di locali, no? Lì bisogna trovare la chemistry giusta. Sì, il compromesso. Perché se uno pensa di chiamare il buon Gianni e Marco e dico riempio il locale senza però
o facendo venire a mancare quelle che comunque sono le attività di promozione, di comunicazione, tutte le attività che certo. serve comunque come linfa vitale per far girare un locale. Questo No, no, non sta, non cioè, cresce non c'è niente. un proiettile d'argento certo. che riempie una pista o riempie un locale, ecco. Quindi lì c'è un po' ci sono dei C'è bei un lavoro da punti sui quali io noto che principalmente è importante gestire bene le aspettative quando si organizza qualcosa adesso, ecco. Poi non so adesso dal vostro punto di vista, perché voi di eventi ne fate abbastanza frequentemente. Che challenge state affrontando al momento? Quali sono le più grandi challenge con le quali vi confrontate nell'organizzazione dei vostri eventi, delle vostre serate? Beh, innanzitutto portare le persone, Yeah. ok? Portarle a sé, gli spostamenti delle persone. Io mi adopero anche con il servizio taxi di qualcuno, gli LCC e vari ed eventuali, però non sempre comunque, siccome comunque magari abbiamo anche un pubblico un po' più giovane, ok? Non sempre è facile dire guarda, Yeah. spendi questi soldi per venire, poi è chiaro che sicuramente viene recepito, però magari non viene recepito ogni volta, ma questo magari è lo stesso ragionamento che potrei fare io da altre parti. Quindi una delle difficoltà è questa, ma l'altra è anche quella di trovare proprio il posto dove comunque possiamo esprimere il nostro pensiero musicale, Yeah. ok? Secondo me, cioè, le esperienze, non voglio togliere a tutte le altre esperienze che abbiamo fatto finora, sono state tutte bellissime, piene di emozioni. Torno prima comunque al Classic, che sicuramente è stato bello, anche se è stato un evento comunque concentrato sulla musica di Gianni, perché diciamo che lì è casa sua, però l'altro comunque è stato quello degli amici di SoundLab, ok, che Yeah. è stato comunque una delle date insomma per noi più significative. Assolutamente. E ancora adesso vedi ne parlo con il sorriso, con emozione, ok? E, è stato impegnativo, ok? Perché nulla era scontato, ok? Perché fondamentalmente noi non siamo nessuno, ok? Nulla era scontato. La serata posso dire tranquillamente. Non siete che nessuno era- perché è la prima volta che vi scopre. Poi quando qualcuno vi scopre, Esatto, i ragazzi, esatto. atmosfera. E la serata è andata molto bene, c'è stato un bel lavoro sia da parte nostra sia da parte comunque dei ragazzi di SoundLab che ringrazio e saluto e ci rivedremo presto comunque durante l'inverno insomma sicuramente. Anche voi se volete rimanere sintonizzati sulle frequenze di Atmosfera, fatelo. Adesso vi mettiamo anche in sovraimpressione magari i loro contatti, così insomma potete rimanere sintonizzati sui loro prossimi progetti. Cosa dici? Facciamo un'altra intramezzo musicale intanto? Ci ascoltiamo qualcosa dalla selection di Cosa vi metto di io Marco? adesso? Cosa Sentiamo vi le metto? perle che ci ha portato il nostro adesso- Gianni. Intanto in sovraimpressione abbiamo messo gli handle che trovate su Instagram per Atmosfera, Format and G-Love. Quindi insomma se siete curiosi, se non conoscevate questo team, adesso potete andare a immergervi nel loro magico mondo, e quindi sintonizzatevi, seguiteli, rimanete tuned in, I would say. Ok, allora dimmi un po', cosa... Allora, ho già capito, la- ho visto la cover, la Queen. Ho visto la cover. La Queen. Ok. Questo disco è un Allora, disco di... raccontaci un po' che cos'è, cosa si Allora, nasconde. lei per me è una delle DJ, secondo me, a cui tengo proprio tanto, mi piace Ok. proprio un sacco. Lei suona vinile, Ah. puro anche lei. E, ho scoperto l'anno scorso che veniva al Nameless a Como, sul lago di Como. Nel frattempo avevo preso il suo vinile, l'ho contattata e ci siamo scambiati un po' di cose Attenzione, via grande Instagram. lavoro, Mi ha confermato che c'era e gli ho detto guarda io sarò lì col tuo vinile e sono arrivato lì, lei mi ha vista, gli ho fatto vedere il vinile e questo è il risultato. Let's show Questo è it. il risultato. Gianni, much love. Grazie mille anche, she wrote it in Italian as well. Let's have a sì. look. Ok,
prendiamo il disco allora Sì. e poi condividiamo la cover, così chi è a casa ci può dare un'occhiata. Allora, tu intanto mettilo pure sul piatto, noi qui condividiamo la cover del disco. Natasha Diggs, veramente sì. Ecco qua, perfetto, questa è la cover frontale. Il buon Gianni vedo che ha già preparato Yes. il pezzo da ascoltarci insieme. Qui mettiamo la parte retro, così magari ci possiamo vedere anche i titoli, e chi non avesse ancora scoperto questa artista o questa produzione può andare poi magari a farsi uno screenshot e... Cioè, elegante in maniera pazzesca. Eh? Elegante in maniera pazzesca, secondo me, oltre a essere brava. Cioè, Yeah. devo dire questo. Yeah, she has, ha uno stile tutto suo. Tutto suo, No? un'energia, è piena di energia, è proprio bella. Quando la vedi, resti sempre, sono rimasto proprio Come l'hai scoperta come artista? con Marco. Ah, ok. Con Marco. Il buon Marco Con c'è sempre in con mezzo. C'è una con partenza, Marco. c'è un arrivo comunque. Con Marco, Ok. con Marco l'abbiamo conosciuta, sì, vista su YouTube. Io ho cominciato ad ascoltarla su tutti i set. Sì, New York, Londra, le ha suonato ovunque, anche lei. E dopo ho voluto esaudire questo desiderio di vederla live. E allora godiamoci questo disco. Che cosa ti ricordi il titolo o No, è lì. lo mettiamo Esatto, sopra pressione? esatto. Allora, enjoy. Streaming live dall'Extra Z Creative Center in beautiful Cornigliano, Italy. Questa sera ospiti G Love e Marco del Atmosphere Collective. Enjoy! But we need to remember the aroma takes us back there. It could start memories of the times and the tears. I love it when the beat goes in to make you want to